Vigilanza privata contro i continui furti nella notte. Da oggi in poi il servizio di controllo notturno a Mogliano sarà affidato anche alle guardie private. Approvata in Consiglio Comunale la delibera che ufficializza l'avvio del progetto fortemente voluto dal vice sindaco Leonardo Muraro. È un servizio che ci sarà tutte le notti, dalle 22 fino alle 6, una pattuglia che girerà il territorio, andrà a controllare i siti sensibili e i vari nostri immobili comunali che sono sparsi per tutto il comune di Mogliano Veneto. L'obiettivo è integrare il lavoro della Polizia Municipale con un presidio notturno più costante, in grado di prevenire situazioni di rischio e rafforzare la percezione di sicurezza nel territorio. Il costo di questa operazione sicurezza? È un costo diluito su 2 annualità, 2025 e 2026, siamo intorno ai 60.000 euro. L'iniziativa, che ha già raccolto consensi tra i cittadini per l'effetto rassicurante della presenza di pattugliamenti notturni, non convince l'opposizione. Giacomo Nilandi del Partito Democratico esprime perplessità sull'efficacia della misura, pur non essendo contrario alla vigilanza privata. Sottolinea che, non potendo intervenire direttamente senza un potenziamento della polizia locale, il rischio è di spendere 60.000 euro l'anno senza reali benefici per la sicurezza. A rispondergli è Muraro. Ma il problema delle forze dell'ordine che non sono numerose lo sappiamo anche noi. Ricordo che però la nostra stazione di Mogliano Veneto ha 24 carabinieri ed è una delle stazioni, dopo Treviso, che ha il maggior numero di persone. Abbiamo deciso che le 2 unità in più di polizia municipale verranno assunte, verranno inserite nel corpo della polizia di Mogliano entro fine anno. Per cui sono tutti palliativi per criticare una cosa che fa bene alla nostra città, che gli è stata spiegata molto bene al consigliere Nilandi, ma sappiamo è dell'opposizione, deve fare politica, sappiamo che ci sono le regionali e forse vorrebbe un posto come candidato alle regionali.